delta ed hanno origine a due regioni veramente molto belle, una è il nostro delta del Po e la Francia la Camargue. Come sempre le zone abitate naturalmente presso i fiumi raccolgono sempre le storie, raccolgono le tradizioni, i delicati rapporti che l'uomo instaura con il mondo delle acque, sia nella loro ricchezza ma anche nella loro fragilità. È da alcuni anni che l'Associazione Mineliana porta avanti questa grande collaborazione con questa associazione, diciamo, francese, che è l'INIS, fondato naturalmente sulla reciprocità delle tradizioni popolari, delle culture, delle danze e anche di ricchi naturalmente di apporti culturali che presentano sempre le emozioni e tutto quello che le persone che abitano questo fiume hanno saputo dare, oserei dire le scelte. Questo festival è dal secondo anno ospitato interamente al Museo dei Grandi Fiumi. L'anno scorso abbiamo avuto una grande esperienza come comune di averlo all'interno del nostro museo, perché ovviamente il nostro museo si intitola anche Museo dei Grandi Fiumi e riprende in pieno questa grande la caratteristica culturale che determina quest'anno in particolare questo festival e poi perché il complesso architettonico del monastero si presta anche all'espletarsi di tutte le manifestazioni che sono contenute in questo festival.